Un omaggio alle dimore storiche della Bassa Friulana, un'iniziativa finalizzata a valorizzare alcune tra le più belle ville del territorio. Arte in Villa è un progetto nato da un'idea dell'Accademia Musicale Città di Palmanova, capofila con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia e la collaborazione di numerose realtà associative. L'iniziativa coinvolge le amministrazioni di Cervignano, Campolongo Tapogliano, San Giorgio di Nogaro, Santa Maria la Longa e Visco. In tutti i comuni che aderiscono al progetto sarà proposto lo spettacolo Doppia Visione di e con Federica Sansevero. Spettacolo ispirato al mito della Grande Dea, ed essendo la Grande Dea un tondo, una Venere grassa, per cui è un contenitore che contiene cose diverse in armonia e in opposizione tra di loro. Da dove possiamo vedere il suo spettacolo in questa importante kermesse? Ci sono 5 date in ville storiche della Bassa Friulana. La prima data è il 2 dicembre al Museo del Confine di Visco. La seconda data è il 9 dicembre a Capolongo Tapogliano, mi sembra Villa Stefaneo Roncato. Nicola Fiorino, presidente dell'Accademia Musicale di Palmanova, associazione capofila, che coordina il progetto. Questa è una bellissima definizione, chilometro zero, cultura a chilometro zero, riscoperta di luoghi storici a chilometro zero. Questo è il progetto Arte in Villa, prima edizione, in sintesi riscoperta appunto di ville, dimore storiche abbinate a spettacoli interattivi, musica, teatro. Ecco, musica, teatro, spettacoli, cultura a 360 gradi. Qualcuno dice che è un modo nuovo, no, di scoprire, ma forse perché in Friuli arriviamo sempre dopo. Può darsi. Comunque si spera tutti insieme che non sia solo la prima rassegna, ma sia la prima di tante rassegne da fare sul territorio, perché c'è appunto bisogno di abbinare la cultura con i luoghi, con la cultura gastronomica, la cultura delle dimore, tutto quanto messo insieme per offrire spettacoli veramente interattivi e completi.